Sono 10 migranti arrivati in queste ore a Padova. Si tratta di uomini sbarcati in Sicilia dalle navi Geo Barents e Humanity One, partiti in pullman mercoledì notte da Catania e arrivati in Veneto ieri. In totale, nella nostra regione sono arrivati una cinquantina di migranti, sono stati suddivisi e distribuiti in tutte e 7 le province a gruppi di circa una decina, suddivisi fra Treviso, Venezia, Padova, Verona e Vicenza. Un numero minore invece è stato destinato a Belluno e Rovigo. Tra di loro non vi sono minori o donne, ma solo uomini adulti. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha confermato che gli altri contingenti dalla Sicilia arriveranno nei prossimi giorni in Veneto. Già per oggi ne sono attesi una ventina e di questi 4 sono già stati destinati a Padova. La prefettura padovana ha già trovato sistemazione per i migranti in 3 strutture convenzionate gestite da cooperative che si occupano di accoglienza e che si trovano in alcuni comuni della provincia. Non possiamo diventare il ventre molle di questa partita. Noi siamo una terra ospitale, conosciamo l'ospitalità, la solidarietà, una persona ogni 5 fa volontariato, se qualcuno scappa dalla morte o dalla fame non ci siamo mai tirati indietro, ma non possiamo diventare un hub nazionale.